ferito grave al tragico bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto stamattina in una cava a Giavera del Montello. Il 39enne Francesco Vona schiacciato da un rullo nel tentativo di salvare il collega. Paura a Bolzano, collassa una porzione del tribunale, evacuato e dichiarato inagibile. La procura indaga per crollo colposo, al lavoro per la ristrutturazione dell'edificio un'impresa di Farra di Soligo. Nuovo lutto a Mira, 27enne di origini senegalesi muore travolto lungo l'autostrada mentre attende i soccorsi dopo essersi salvato da un precedente incidente. Sognava di diventare cantante. Malore in mare a Sottomarina di Chioggia questa mattina quando un'anziana turista di Vicenza ha perso i sensi annegando. Inutile l'intervento di 4 bagnini. Il bambino di 5 mesi mutilato e seviziato anche durante il ricovero in ospedale per avere i sussidi. Il papà del piccolo, che adesso ha 2 anni, condannato con rito abbreviato a 8 anni. Una notte di divertimento finita in ospedale. Il 17enne di Caltrano aggredito senza apparente motivo all'uscita da una discoteca di Jesolo, sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del naso. Le zone rosse danno risultati positivi. Il capo della polizia Pisanio, già a Padova, ha parlato del provvedimento insieme al sottosegretario della giustizia Ostellari. Lungo blackout notturno sotto il Salone a Padova, frigoriferi senza corrente per diverse ore e cibo da buttare. Esodo estivo e festa del Redentore, si annuncia un fine settimana da bollino rosso lungo le autostrade del Veneto, stilato il calendario delle giornate più trafficate. Buonasera e ben ritrovati con le edizioni serali del nostro telegiornale. In apertura di questa nuova edizione una tragedia, l'ennesima tragedia sul lavoro, un morto e un ferito grave in prognosi riservate. Questo è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto a Giavera del Montello. La vittima è Francesco Vona di 39 anni di Vittorio Veneto, è rimasto schiacciato da un rullo nel tentativo di salvare il collega 38enne di Villorba. Non c'è parole. Tutta una famiglia, una grande famiglia. C'è solo la disperazione degli amici e dei colleghi dentro e fuori la cava postumi a inerti di Giavera del Montello, dove Francesco Vona, 39 anni di Vittorio Veneto, è morto schiacciato da un rullo, e questo nel tentativo di salvare un collega di un anno più giovane residente a Villorba che pochi istanti prima era rimasto incastrato con un braccio nel macchinario, sembra oggetto di manutenzione. Il 38enne è ora ricoverato al Cafoncello in prognosi riservata, un atto di altruismo confermato anche da uno dei soci dell'impianto, Roberto Grigolin, visibilmente scosso. Appunto, esatto, per aiutarlo, è salito sul nastro, il nastro ha preso perso l'equilibrio, è andato sul coso, insomma, su una canala che ha rotto il collo, ci ha rotto l'osso del collo, sembra che sia questo, insomma. Un gesto di generosità, sì, insomma, che l'istinto ti porta a fare. Attimi tragici prima delle 8 del mattino che la procura sta ricostruendo accanto a Carabinieri e Spisal, intervenuti con SUEM 118 e Vigili del Fuoco, sotto la lente l'attivazione delle procedure di emergenza e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, rilievi meticolosi con la salma affidata al carro funebre dopo oltre 4 ore dall'incidente. Sul posto anche la madre che, colta da malore, è stata portata in ospedale con l'ambulanza. È una cosa che è inverosimile quello che è successo. Una persona che era da anni con noi. Era un lavoratore esperto. Almeno 6-7 anni, da quando siamo partiti, lasciamo ai vari preposti le risposte. E mentre le indagini proseguono, anche i ricordi scorrono. Pochi giorni fa Francesco aveva offerto ai colleghi il pranzo per il suo compleanno, piccoli gesti quotidiani che ora diventano giganteschi. Alle 6:15 l'ho salutato di nuovo, alle 6:10 là. Mi ha salutato, ciao Piero, come va? Come solito ho fatto 4 risate, mi ha scritto Francesco numero 1, vedo sempre io sono numero 1, vedo. Ieri questo? Ieri pomeriggio. Torniamo a parlarvi anche di un'altra tragedia sul lavoro avvenuta a Brugine, quando un anziano è stato travolto da un trattore guidato dal figlio. La procura di Padova ha aperto un fascicolo, si indaga per omicidio colposo.
Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Flavio Beltramine, l'agricoltore di 75 anni, travolto e ucciso dal figlio alla guida di un trattore carico di cereali nell'azienda di famiglia in via Ardoneghe a Brugine. Il sostituto procuratore Francesco Lazzari ha aperto un procedimento per omicidio colposo per fare chiarezza sul decesso. L'autopsia servirà a stabilire se siano stati un malore o le gravissime ferite riportate a causare la morte dell'uomo. L'incidente alle 17 di martedì all'interno dell'azienda agricola. Trasportato in elisoccorso all'ospedale di Padova, Flavio Beltramine era morto poco dopo il suo arrivo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno condotto a lungo i rilievi una vita interamente dedicata alla famiglia e alla sua azienda agricola, quella di Flavio Beltramin, che lascia 3 figli. Vedovo in giovane età, Beltramin si era sempre occupato di loro con grande affetto, con l'aiuto della madre. Un dolore che si unisce al dolore di una vita che aveva provato la famiglia in più occasioni. Una tragedia che ha colpito tutta la comunità di Brugine. Siamo 7.000 abitanti, ci conosciamo tutti. Così il sindaco Michele Giraldo, che ha aggiunto: piangiamo un nostro amico, poteva essere nostro padre. E paura a Bolzano per il crollo del Palazzo di Giustizia, evacuato e dichiarato inagibile. La procura indaga per crollo colposo. Al lavoro per la ristrutturazione dell'edificio anche una ditta di Farra di Soligo. Un cedimento improvviso che poteva trasformarsi in una strage. È stato aperto un fascicolo per crollo colposo, al momento contro ignoti, per il cedimento del Palazzo della Giustizia di Bolzano. Il tribunale è inagibile dopo che all'alba è crollata una parte della struttura centrale dell'edificio. A rimanere lievemente ferita una donna addetta alle pulizie, colpita dai detriti mentre stava terminando il turno di lavoro. Il crollo è avvenuto attorno alle 6 del mattino e ha coinvolto circa un quarto dell'edificio, compresi alcuni elementi portanti. Nel palazzo erano in corso importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento affidati alla Merotto Bau, azienda con sede a Bolzano e Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Un'azienda storica del territorio, come spiega il sindaco Mattia Perencin. È un'azienda storica del nostro comune, un'azienda che lavora e ha lavorato anche per noi, e non posso dire assolutamente nulla, per cui ho letto anch'io la notizia dai giornali, per cui adesso si cercherà di capire quello che è successo, però insomma un'azienda ineccepibile da quel punto di vista, un'azienda insomma che, ripeto, lavora nel territorio, con il territorio, con gli enti locali, e assolutamente non posso dire assolutamente nulla perché, ripeto, che io sappia non sono mai successi altre situazioni di questo tipo, e per fortuna devo anche dire la verità. Saranno ora gli accertamenti tecnici a stabilire le cause del cedimento e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo il tribunale resta chiuso, tutte le udienze civili e penali sono state rinviate, ad eccezione dei procedimenti considerati urgenti. Ed è lutto a Mira per la morte di un 27enne di origine senegalese travolto lungo l'autostrada mentre attendeva i soccorsi dopo essersi salvato da un precedente incidente. Guardate, è un altro incidente che porta via un ragazzo giovane, molto amato, ben voluto, solare, e quindi ovviamente noi come comunità, come amministrazione siamo non solo addolorati, ma siamo veramente molto molto tristi. Un pensiero in questo caso va alla famiglia, agli amici, a chi gli ha voluto bene. La comunità di Mira piange un'altra persona che ha perso la vita lungo la strada. Il 27enne di origine senegalese Abdoulaye Diop, 27 anni, morto nella notte tra martedì e mercoledì, coinvolto in un doppio incidente lungo l'autostrada A4 tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Nel primo incidente il ragazzo si è scontrato con un camion senza però gravi conseguenze, finendo sulla terza corsia con l'auto di traverso. Stava cercando di recuperare alcuni oggetti in macchina quando un'altra auto in arrivo sulla stessa traiettoria l'ha travolto, riducendolo in fin di vita. Disperata la corsa all'ospedale civile di Brescia per tentare di salvarlo, ma il suo cuore si è fermato alcune ore dopo. Studente di giurisprudenza nella facoltà di Padova e artista emergente a Mira, tutti lo descrivono come un ragazzo grintoso e molto curioso. Sembra che stesse andando a Milano per un appuntamento con una casa discografica. Non appena appresa la notizia, i genitori e il fratello con i quali il giovane era molto legato sono partiti immediatamente sperando in un epilogo diverso, ma quando sono arrivati Diop se n'era già andato. Era un ragazzo che lasciava il segno, racconta una sua vecchia insegnante.
Una scomparsa che lascia il vuoto nella comunità di Mira, colpita ancora una volta da una tragica perdita. Il sindaco Dori lancia un appello. Dobbiamo un po' riflettere tutti però anche sulla pericolosità delle nostre strade, e pensare alle vittime degli incidenti che purtroppo continuano a esserci, e non c'è più da fare nessun tipo di ragionamento se non tutti insieme una vera campagna di aiuto, di sensibilizzazione, di attenzione e di chiedere veramente maggior sicurezza per le nostre strade. E un 83enne questa mattina di Schio ha avuto un malore a Sottomarina di Chioggia ed è annegata. Tragedia a Sottomarina di Chioggia quando un 83enne vicentina in vacanza è morta in mare a causa di un sopraggiunto malore. Il fatto in tarda mattinata tra le torrette 16 e 17 dell'Arenile, nelle vicinanze dello stabilimento balneare Baia del Sole. Nonostante l'immediatezza dei soccorsi, con anche l'arrivo dell'elicottero del SUEM 118, l'anziana turista non ce l'ha fatta, non ha risposto né alle manovre dei sanitari né in precedenza al tentativo dei 4 bagnini intervenuti per salvarla. Stando ai primi accertamenti, la donna avrebbe accusato il malore subito dopo essere entrata in mare, avrebbe perso i sensi mentre passeggiava nell'acqua bassa, cadendo e annegando. Pare che la donna fosse arrivata da poche ore in spiaggia per trascorrere un po' di tempo spensierato al mare. E ci sono aggiornamenti sulla vicenda del neonato mutilato e seviziato anche durante il ricovero in ospedale. Il papà del bambino, che adesso ha 2 anni, è stato condannato con il rito abbreviato a 8 anni. È stato riconosciuto colpevole dai giudici del Tribunale di Padova il giovane papà del bambino mutilato anche durante il ricovero nell'azienda ospedale Università di Padova. Era la fine di ottobre del 2024 quando i sanitari della pediatria avevano chiesto e ottenuto l'intervento della polizia, che aveva piazzato delle telecamere nella stanza dove era ricoverato un neonato di appena 5 mesi con gravissime lesioni alla lingua. Il sospetto era quello che a causare le mutilazioni fosse il papà, all'epoca dei fatti residente a Camisano Vicentino. Le indagini avevano portato all'arresto del giovane con la misura cautelare trasformata poi nel divieto di dimora nel territorio regionale. Durante il processo con il rito abbreviato, il giovane, 22 anni, si è sempre dichiarato innocente. Di diverso avviso i giudici, che in primo grado hanno condannato il padre del neonato a 8 anni, a cui vanno aggiunti l'interdizione e il pagamento di €1 milione alla parte civile. Gravissime le mutilazioni subite dal bambino, che adesso ha 2 anni, ha perso l'uso della parola, del gusto, la funzione della masticazione e della deglutizione, deve essere alimentato con un sondino. E un ragazzo di 17 anni di Caltrano è stato aggredito senza un apparente motivo all'uscita di una discoteca di Jesolo, sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del naso. Un'aggressione improvvisa e apparentemente immotivata che trasforma una serata tra amici in un incubo. Vittima un ragazzo di 17 anni, residente a Caltrano, che intorno alle 3 di un paio di notti fa, all'uscita di una discoteca di Jesolo, sarebbe stato colpito con una violenta testata da un uomo in evidente stato di ebbrezza. L'impatto gli ha provocato una grave frattura alle ossa nasali. Dopo essere rientrato nel Vicentino, il giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, dove gli accertamenti hanno confermato la gravità delle lesioni. I medici hanno disposto un intervento chirurgico già programmato per oggi e una prognosi di 30 giorni. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile. Un nuovo episodio di violenza, dunque gratuita, che riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle zone della movida estiva. Le zone rosse danno risultati positivi, a dirlo il capo della polizia Vittorio Pisani oggi a Padova, che ha parlato del provvedimento insieme al sottosegretario alla giustizia Ostellari.
Le zone rosse stanno dando i loro risultati positivi, vanno gestiti chiaramente con attenzione perché bisogna contemperare quello che è la libera circolazione dei cittadini rispetto a chi si vuole recare in queste zone invece per aggredire le libertà e i beni dei cittadini. Quindi gestite con l'opportuna attenzione ed equilibrio, così come fino ad oggi è stato fatto, stanno dando dei risultati molto positivi. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, a Padova per inaugurare una statua dedicata al poliziotto Arnaldo Trevisan, morto in servizio 38 anni fa, risponde sul tema delle zone rosse. Le zone ad alto impatto, controllate dalle forze dell'ordine, che in molte città, e Padova non è stata esente, hanno creato dibattito. Vanno gestite con attenzione ed equilibrio, ha spiegato Pisani, parlando proprio dalla stazione Zona Rossa di Padova. In questi giorni si discute di una nuova estensione della zona rossa anche nel quartiere Arcella, dopo una recrudescenza di furti nelle abitazioni ed episodi di violenza, un allargamento di cui si è detto favorevole il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Noi siamo stati assolutamente d'accordo, l'abbiamo proposta come governo, l'abbiamo ampliata come governo, i territori la possono utilizzare ovviamente al bisogno, i cittadini la chiedono, dove viene istituita funziona. E io credo che invece la domanda la deve fare all'amministrazione di Padova, che l'ha sempre osteggiata. Se qualcuno deve avere paura della polizia, quel qualcuno deve essere lo spacciatore, il criminale, quello che combina guai, non certamente il cittadino che anzi apprezza la presenza della polizia. E i carabinieri di Latisana, al termine di una sofisticata attività di indagine, hanno sgominato la banda che tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 ha messo a segno diversi colpi nelle abitazioni di Friuli e Veneto. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Latisana, in collaborazione con i colleghi di Cento, in provincia di Ferrara, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare personale emesso dalla Procura di Udine, in un casolare ubicato nel comune Estense. L'attività finalizzata a individuare i responsabili di numerosi furti in abitazione compiuti tra fine 2025 e inizio 2026 in provincia di Udine e nel Veneto. La perquisizione effettuata, oltre ai numerosi arnesi da scasso, ha dato la possibilità di rinvenire 5.000 euro in contanti, 3 coppie di targhe clonate, numerosi monili e 48 orologi di valore, la cui provenienza è oggetto di approfondimento. L'autovettura in uso alla banda, un SUV tedesco risultato provento di furto, era dotato di sirena e lampeggiante blu, simile a quello in uso alle forze dell'ordine, nonché una paletta stradale rossa e verde utilizzata per agevolarsi durante la fuga. Le indagini hanno permesso di individuare quali responsabili dei furti dei soggetti di origine serba provenienti dalla Campania, che con cadenza quindicinale raggiungevano la provincia di Ferrara, da dove poi, grazie all'ospitalità fornitagli da loro connazionali, quotidianamente si spostavano verso il Friuli e il Veneto. Al termine di ogni giornata la banda rientrava regolarmente presso l'abitazione d'alloggio. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma di Latisana, dopo aver individuato l'abitazione presso la quale erano ospitati, hanno fatto irruzione nella stessa e sono riusciti a bloccare 5 serbi, poco prima che gli stessi tentassero la fuga. Sono stati denunciati per riciclaggio, ricettazione e furto in abitazione. Sono in corso le indagini finalizzate ad individuare i proprietari della refurtiva recuperata e per procedere alla restituzione in loro favore. Il maltempo si è scagliato nell'area della Pedemontana tra l'altopiano e il Grappa, alberi caduti o spezzati, strutture abbattute dal vento con tanta paura ma fortunatamente con pochi danni. Nel tardo pomeriggio di ieri, tra le 18:30 e le 19, è avvenuto un temporale che ha coinvolto quest'area, l'area della Torre di Dante e Valle Santa Felicita, e che in pochi minuti ha creato parecchi problemi, soprattutto in termini di alberature, rami caduti e soprattutto di disagi. Le raffiche di vento documentate da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa hanno creato danni alle strutture più leggere dell'Ama Festival in corso a Villa
Villanegri. Colpiti nella zona anche Colle Dante e Col Molin, poco più a nord qualche albero è caduto sulla provinciale 78 a Enego, mentre a San Zenone degli Ezzelini un fulmine ha squarciato un cedro in una proprietà privata in via Bordignon. Le ditte incaricate dal comune di Romano hanno già provveduto alla sistemazione e alla pulizia. A 3 anni esatti dalla grandinata di Tezze sul Brenta, ogni perturbazione diventa un potenziale pericolo in zone molto ristrette. Sono ormai 3 settimane che o con vento o con piogge improvvise e temporali ci troviamo a dover raccogliere numerosi alberi, numerose alberature e ramature che cadono in strada. Di conseguenza quello che è successo qui, che fortunatamente è già quasi stato sistemato nella parte di sicurezza, potrebbe accadere altrove. In calendario Villanegri non c'erano eventi, tutto potrà essere ripristinato per l'appuntamento di sabato 18 con Alex Britti. L'entrata è gratuita, basta andare su Ticket One e registrarsi. Partecipate, anche se vedete qualche meteo con qualche nuvola, partecipate perché c'è bisogno di partecipazione. Ne approfitto per ringraziare il sindaco e anche Andrea, l'organizzatore di Ama Festival, e soprattutto gli imprenditori che hanno aiutato a portare a termine questo meraviglioso concerto spettacolo all'insegna della solidarietà. Questo sabato sono attese almeno 8.000 persone sulla capienza massima di 9.000. Un lungo blackout notturno sotto il Salone a Padova, frigoriferi per molte ore senza corrente e cibo da buttare. 9 ore senza corrente elettrica per i frigoriferi delle botteghe dello storico Salone di Padova. Il blackout nella notte tra martedì e mercoledì. L'emergenza è scattata intorno alle 23. A saltare è stato un quadro elettrico antincendio che ha provocato la sospensione della corrente elettrica in molte delle 42 botteghe. Alberto Cisotto del Consorzio Salone ha allertato subito l'Enel, poi i vigili del fuoco, visto che il problema era in un quadro elettrico antincendio, quindi gli addetti del comune per trovare un elettricista. Alla mattina è arrivato il pronto intervento del comune e lì un po' alla volta hanno riattivato tutti quanti i contattori. Ci sono stati dei negozi che hanno avuto della gastronomia che ha deperito, comunque è stata subito gettata via tutto quello che è andato a male, diciamo, e perché siamo anche assicurati, fortunatamente siamo assicurati e abbiamo ripristinato con tutto il fresco. I danni maggiori per gli alimenti delle gastronomie, quasi tutto è andato buttato per garantire sicurezza alimentare ai clienti vista l'interruzione della catena del fresco. Ci sono stati dei negozi che sono stati senza corrente e certi negozi che per esempio avevano la corrente come il mio, perché io non ho avuto nessun danno perché avevo sempre avuto la corrente. Diciamo che la merce deperita non è stata grandissime quantità perché era più la gastronomia e qualche pescheria che hanno anche la gastronomia, ecco, quella roba lì è stata subito gettata via. Penalizzate anche alcune macellerie e la pescheria che ha dovuto gettare molto pesce. Ha provocato parecchie perdite, soprattutto sulla cella del congelamento, cella del fresco e anche il frigo della gastronomia, erano tutti i prodotti di gastronomia che abbiamo dovuto buttare via. È stato un bel colpo e adesso stanno ancora calcolando il danno. Fortunatamente tutto è ritornato alla normalità e i prodotti freschi sono stati ripristinati, dicono i commercianti che vogliono prima di tutto rassicurare i clienti. E da domani, venerdì 17, è previsto il traffico da bollino rosso e così per l'intero fine settimana per il previsto esodo estivo. Sono oltre 700.000 i veicoli attesi lungo le tratte gestite da concessioni autostradali venete e da Autostrade Alto Adriatico, dalla 4 Venezia-Trieste, il passante di Mestre, la tangenziale, il raccordo Marco Polo, la 28 e la 23. Il maggior flusso è previsto per domani, quando si attendono oltre 280.000 veicoli in transito lungo le autostrade e 220.000 per il Redentore. E a proposito di Redentore, non perdete l'appuntamento di sabato 18 luglio con Antenna 3 che dalle 20:10 dopo i nostri telegiornali sarà in diretta per seguire la Notte dei Fuochi del Redentore di Venezia. Ci saranno i collegamenti dei nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, che racconteranno le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione, fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti col naso all'insù per 40 minuti. Per scoprire come saranno i fuochi di quest'anno restate quindi collegati su Antenna 3 sabato sera. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. L'informazione di Antenna 3 vi dà appuntamento alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi e buona serata.